presidente, penso, della Jazz and Wine and Peace, che è una delle manifestazioni che di punta della nostra zona. Unisce la musica jazz al più alto livello ai vini ed è stata una formula veramente eccezionale e combinata. Per quello che riguarda poi nello specifico di Cormons, abbiamo detto anche di dire quali sono le manifestazioni più importanti. Noi abbiamo per esempio sempre collegato al mondo del vino e cultura, abbiamo Jazz and Wine, come si diceva prima. Quest'anno avremo, diciamo, come ogni anno, una serie di ospiti a livello internazionale che portano ad avere nella settimana in cui ci sono i concerti, abbiamo il tutto esaurito negli alberghi, negli agriturismi, in tutti i posti che offrono, diciamo, da dormire. Quest'anno, in anteprima, faccio un paio di nomi, abbiamo Manu Cacè e Bill Evans, che per chi è appassionato ed esperto di jazz sono due nomi che rappresentano veramente